reato di strage ai fratelli Ramponi, responsabili dell'esplosione che ha ucciso i 3 carabinieri a Casteldazzano. Domani l'interrogatorio di Franco e Dino, la sorella Maria Luisa ancora gravissima. Venerdì alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Stato e il lutto nazionale. Domani sera a Casteldazzano una fiaccolata per ricordarli. Nel bresciano il dolore dei familiari di Marco Piffari, era altruista, spesso sacrificava se stesso per gli altri, l'arma era la sua famiglia. Oltre 1000 persone hanno dato oggi l'ultimo saluto al 44enne viticoltore di Castelcucco che ha perso la vita schiacciato da una pressa per l'uva, straziante il dolore di mamma Sara nell'ultimo abbraccio alla bara. Rapine nel cuore di Treviso, 3 giovanissimi arrestati dai carabinieri in 2 diverse attività. L'ultimo episodio al parcheggio Cantarane. Maxi schianto nel pomeriggio a Casale sul Sile, coinvolte 4 auto, un furgone e una betoniera, 5 le persone ferite. Al Palageox di Padova inizia ufficialmente la campagna elettorale del centrodestra con Salvini e Zaia a fianco di Alberto Stefani, ma senza Fratelli d'Italia e Forza Italia. Un team di esperti per rilanciare il sistema ferroviario metropolitano regionale, l'annuncio di Giovanni Manildo al Ring, mentre AVS attacca le spese della superstrada pedemontana, denuncia la Corte dei Conti per danno erariale. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con gli aggiornamenti sulla strage di Casteldazzano in provincia di Verona. La procura contesta il reato di strage per i fratelli Ramponi. Nelle prossime ore gli interrogatori a Franco e Dino. 3 bare, 3 divise, un silenzio che urla dolore. Venerdì Padova, il Veneto e l'Italia si fermeranno per rendere l'ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nell'inferno di Casteldazzano. Sarà lutto nazionale nella Basilica di Santa Giustina. Alle 16 i funerali di Stato del brigadiere capo Valerio Daprà, il luogotenente Marco Piffari e il carabiniere scelto Davide Bernardello. Le loro salme, dopo l'autopsia disposta dalla Procura di Verona, saranno accolte nella Camera Ardente allestita nella sede della Legione Carabinieri del Veneto. Intanto a Verona la vita resta appesa a un filo per 3 dei 25 feriti. Tra loro, la più grave è proprio colei che ha innescato la strage con il gas, la sorella Ramponi, Maria Luisa. La donna è intubata in terapia intensiva, mentre i 2 carabinieri più gravi, tra quelli ancora ricoverati, mostrano lievi segni di miglioramento. Per i 3 fratelli Ramponi la procura ipotizza il reato più pesante, quello della strage. Nelle prossime ore l'interrogatorio davanti al GIP per Franco e Dino. Una follia, quella dei 3, che andava avanti da anni. Già in passato avevano minacciato di farsi saltare in aria. Problemi familiari, debiti, disagio. Il comune aveva tentato più volte di aiutarli, senza successo. Purtroppo non hanno mai voluto accogliere nessun aiuto. Purtroppo abbiamo sempre trovato una chiusura da parte di queste 3 persone. Loro sono andate avanti ferme nella loro posizione. Una persona, se apre la porta, può far entrare qualcuno, altrimenti non si può. Non si può. Loro questa porta non l'aprivano? Non l'aprivano, non hanno mai aperto, non hanno mai voluto neanche un dialogo, neanche un colloquio, nonostante gli inviti che sono stati fatti. Abbiamo documenti che parlano chiaro di quello che abbiamo tentato di raggiungere, ma purtroppo c'è stata chiusura sempre. Oltre al lutto regionale sarà anche lutto cittadino per 6 giorni a Casteldazzano. Domani sera nelle vie del comune si terrà una fiaccolata per ricordare le vittime della strage, perché il sacrificio di Valerio, Marco e Davide non sia dimenticato, uomini dello Stato caduti mentre facevano il proprio dovere. Il suono delle sirene delle auto delle forze dell'ordine per ricordare i 3 carabinieri morti, a Treviso la commozione e il dolore di tanti colleghi. Grazie a tutti. Il suono delle sirene squarcia il silenzio irreale di una tragedia che non ha confini. Il ricordo del brigadiere capo Valerio Daprà, del carabiniere scelto Davide Bernardello e del luogotenente carica speciale Marco Piffari davanti al comando provinciale dei carabinieri di Padova, dove 2 di loro operavano. Negli occhi dei colleghi la disperazione di una morte impossibile da accettare, ma anche solo da spiegare. In via Cornarotta a Treviso il clima è colmo di dolore. Difficile parlare solo il ricordo di questi uomini che tante volte sono arrivati nella Marca per supportare operazioni e situazioni complicate.
Oggi loro non ci sono più. Abbiamo perso dei colleghi, abbiamo perso dei commilitoni che erano degli esperti, dei professionisti che lasceranno un grande vuoto istituzionale e un grande vuoto anche in ognuno di noi, perché comunque nell'attività di ogni giorno erano di supporto ed erano, come dire, sempre disponibili a risolvere ogni situazione. Quindi questo chiaramente lascerà un grande vuoto in tutti noi. Tanti ricordi vissuti insieme, non solo lavoro, ma anche, ci dicono, momenti di amicizia, di racconti, di storia vissuta. Ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato del sacrificio e della lealtà dei carabinieri sempre a servizio della collettività. Molti purtroppo non sono sempre ben consapevoli del rischio che corriamo ogni giorno. Sappiamo, chi fa questa professione, che ogni intervento è un'insidia, quindi noi siamo ben coscienti di questo, ma il nostro messaggio, la nostra professione, la nostra missione, se possiamo chiamarla, è quella di essere al servizio della comunità, per cui non ci pesa, non che non abbiamo paura, ma chiaramente il nostro dovere è questo, dobbiamo farlo. Rimangono indelebili le immagini delle macerie del casolare, di quella trappola congegnata per uccidere. Nel bresciano il dolore dei familiari di Marco Piffari, una delle vittime della strage. Era altruista, spesso sacrificava se stesso per gli altri. L'arma era la sua famiglia, le parole del fratello raccolte dai colleghi di Tele Lombardia. Aveva un carattere, questo fin da ragazzo, sia con gli animali sia con le persone. Lui era un altruista, quindi spesso magari rinunciava anche a cose della sua famiglia o della sua vita privata per dare più spazio al lavoro che comunque a lui piaceva tanto. Andrea Piffari nella sua casa del bresciano racconta così del fratello Marco: la sua dedizione verso gli altri, l'amore per la divisa e per il suo lavoro. L'arma, dice Andrea, era la sua famiglia, la sua vita. Era entrato nei carabinieri a 17 anni. Originario di Taranto, si era trasferito in Lombardia con la famiglia. Da oltre una ventina d'anni viveva nel Padovano, a Tre Baseleghe. Per 4 anni era stato maresciallo dei carabinieri a Zero Branco. Attualmente era al comando della squadra operativa a supporto del battaglione mobile di Mestre, un reparto speciale che entra in azione in situazioni ad alto rischio, ma proprio la sua esperienza lo aveva portato ad affrontare la vita in un certo modo. Viveva molto alla giornata, nel senso che credeva in quello che faceva, gli piaceva, lo faceva proprio con armonia. Separato, non aveva figli, ma aveva adottato una bimba a distanza durante una delle sue tante missioni all'estero, e proprio nei prossimi giorni sarebbe dovuto partire per il Libano, dove sarebbe rimasto 5-6 mesi. Questo non le avrebbe consentito di partecipare a fine ottobre alla festa per gli 85 anni del padre. Qualche giorno fa, l'ultima chiamata con il fratello Andrea. Si erano accordati perché Marco passasse a Brescia per salutare la famiglia prima della partenza. Ero preoccupato, racconta ora Andrea, per questa missione, conoscendo la situazione in Medio Oriente. Chi poteva immaginare che poi sarebbe successo questo? Marco era esperto, molto meticoloso, non si poteva immaginare un epilogo simile. Non riusciamo ad accettarlo, non si è mai preparati. L'ultimo pensiero di Andrea va poi agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine. Spero che non accadano più cose del genere. Questi ragazzi ci mettono l'anima, ma spesso vengono presi di mira. Il problema del rischio è diventato tanto più alto per loro, perché lavorano, secondo me, sempre più al limite per garantire spesso la sicurezza dei delinquenti. Andiamo avanti con la cronaca dalla Marca, col grave incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio in via De Gasperi a Montebelluna. Un giardiniere di 54 anni, titolare di un'impresa individuale di giardinaggio, mentre stava effettuando dei lavori in un'abitazione, dopo essere accidentalmente caduto a terra, è stato travolto dal suo mezzo. L'uomo ha riportato serie ferite alle gambe, non sarebbe attualmente in pericolo di vita. Soccorso dai sanitari del SUEM, è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e il personale dello Spisal. E oltre 1000 persone hanno dato oggi l'ultimo saluto a Matteo Forneri, il 44enne viticoltore di Castelcuco che ha perso la vita schiacciato da una pressa per l'uva.
L'ultimo abbraccio di mamma Sara al suo Matteo è stato il momento più toccante della cerimonia funebre che si è svolta nel campo sportivo di Castelcucco, paese dove Matteo Forner era nato 44 anni fa e dove aveva scelto di fare il viticoltore, ma non solo. E ancora l'emozione della processione tra la gente, come solo in queste comunità si vede ancora. Oltre 1000 le persone che hanno partecipato all'ultimo saluto. Volevamo ringraziare le autorità religiose qui presenti per aver acconsentito di derogare rispetto al luogo dove si sarebbero tenuti i funerali. La nostra pur dignitosa chiesa parrocchiale non sarebbe stata in grado di ospitare la marea di amici che avrebbero voluto portare il loro ultimo saluto al nostro Matteo. Un uomo che si è speso per la comunità, in quel servire cristiano del buon samaritano, nella riflessione dell'officiante Don Marco Cagnin. Ed è una preghiera importante quella di oggi, questo grazie a Matteo. Un grazie che tutti noi abbiamo ricevuto da lui attraverso gesti, parole, sentimenti di fraternità e di bontà che ci hanno fatto crescere sia a livello personale ma anche a livello comunitario. Don Marco ha poi ricordato i 3 punti cardine della vita di Matteo. Sono stati punti cardini di riferimento e di sostegno per la sua vita. Cuore, mente e braccia. Matteo aveva un grande cuore, soprattutto a stare vicino alle persone più bisognose. Accanto al cuore, la sua grande mente per migliorare ovviamente la sua azienda, ma anche quella di tanti altri che gli chiedevano un consiglio, un aiuto. E poi la sua forza interiore e fisica, dove lui ha costruito e forse tante volte anche faticato per portare avanti quelli che erano i suoi progetti. Un esempio dunque per tutta la comunità di Castelcucco che non lo dimenticherà. Abbiamo deciso di celebrarti nel giusto modo a dicembre, in occasione dell'evento Castelcucco Cresce, la biennale cerimonia che premia i castelcucchesi che abbiano portato lustro al nostro piccolo paese. Infine, nelle parole del sindaco rotte dall'emozione, il saluto di tutta la sua Castelcucco. A nome mio personale, ma soprattutto a nome di tutta la comunità di Castelcucco, ti ringrazio infinitamente per quanto hai saputo dare a tutti noi. Ispiraci da lassù. Ciao Matteo. Nel capoluogo adesso per parlare di rapine nel cuore della città. 3 giovanissimi arrestati dai carabinieri in 2 diverse operazioni. L'ultimo episodio nel parcheggio Cantarane, 2 ragazze bloccate e minacciate dai malviventi armati di coltello. Armati di coltello, volto travisato da passamontagna, hanno bloccato, minacciato e rapinato 2 amiche che stavano tornando a casa dopo una serata a Treviso. Il grave episodio è accaduto nel cuore della città lunedì scorso, poco prima di mezzanotte, nel parcheggio Cantarane. Le vittime sono 2 amiche, una 23enne di Treviso ed una 21enne di Ponzano Veneto. I banditi, una ragazza ed un ragazzo, entrambi ventenni, coltelli in mano, hanno strappato la borsa ad una delle giovani con 35 euro, poi si sono fatti consegnare 50 euro dall'altra. Sono fuggiti al richiamo di aiuto delle 2 vittime, un esercente commerciale ha cercato di intercettarlo ma a sua volta è stato minacciato. Poi con l'arrivo del 112 siamo riusciti a arrestarli in flagranza di reato. I 2 malviventi sono stati fermati in via D'Annunzia, ancora in possesso delle armi, dei passamontagna e del denaro sottratto alle vittime. Entrambi conosciuti alle forze di polizia sono componenti delle baby gang che gravitano in città. I 2 si trovano agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Ed ancora un altro giovane 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Maserada dopo un'articolata indagine. Sarebbe il responsabile di 3 rapine ai danni di minorenni avvenute tra Maserada e Treviso. Il primo episodio è avvenuto a Maserada il 27 di luglio, quando insieme ad alcuni coetanei aveva affrontato un 17enne per poi schiaffeggiarlo al rifiuto di questo di consegnare il denaro, e nelle circostanze gli è stato strappato anche un iPhone. Gli altri 2 episodi invece riguardano Piazza Pio X, in questo centro, dove 2 ragazzi sedicenni erano stati rapinati, l'uno del portafoglio e l'altro di una collanina che era stata strappata nel momento in cui avevano, uno dei 2 sedicenni aveva
cercato di difendere l'altro. Il 18enne straniero di seconda generazione è un volto noto alle forze dell'ordine. Le indagini hanno inoltre accertato che il giovane alcuni giorni dopo ha violato un foglio di via obbligatorio dal comune di Treviso emesso dal questore. L'attività investigativa dei carabinieri, spiegano gli investigatori, ha permesso di ricostruire con precisione i gravi episodi e di restituire un chiaro quadro delle responsabilità, assicurando alla giustizia un giovane già autore di più atti di violenza contro i suoi coetanei. L'episodio del Cantarane, la rapina della serata di ieri, è stata commentata dal sindaco di Treviso Mario Conte. Chi delinque deve stare in galera, non in giro per la città a commettere altri reati, ha detto. Il fatto che la rapina sia stata compiuta da 2 ventenni già noti alle forze dell'ordine fa sbottare Conte, che torna ad appellarsi al governo perché si cambino le norme. Fatemi portare la vicinanza alle 2 vittime, che sono 2 ragazze che erano in centro semplicemente per passare una serata e sono imbattute in questi 2 ragazzi, che però manifesto tutta la mia amarezza perché volti noti con precedenti che si sono ancora in libertà e soprattutto liberi di agire contro ogni forma di rispetto e di legge. Ecco, io credo che nonostante gli sforzi che noi facciamo per fermare questi personaggi, dobbiamo cambiare le leggi, perché chi commette dei reati deve essere in galera e non in giro per le strade a rompere le scatole, perché sennò tutto viene vanificato. Quindi grazie alle forze dell'ordine, solidarietà alla vittima e un appello al governo che si metta mano sul tema della giustizia, perché chi commette reati, chi ha dei precedenti penali non deve essere libero di stare in giro per le città a commettere ulteriori reati. È un tema che lei ha già sottoposto al ministro Nordio. Certo, ne abbiamo parlato e sono ovviamente consapevole che sia difficile una riforma della giustizia che prevede questo, però è altrettanto vero che noi dobbiamo fare i conti con la realtà. La stragrande maggioranza dei casi che vengono certificati e risolti da parte delle forze dell'ordine sono commessi da persone che hanno già altri precedenti, che dovrebbero essere in galera e invece sono liberi. Allora non possiamo più attendere, la tensione sociale ormai è palpabile e quindi chiediamo a gran voce che si metta a mano a questa riforma, perché chi commette dei reati deve stare in galera. Da Treviso a Conegliano, perché 4 cittadini nigeriani sono stati denunciati dalla polizia per spaccio di droga. Sono state alcune segnalazioni dei cittadini attraverso l'app YouPol, che permette di comunicare episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica, a dare il via alle indagini del commissariato di Conegliano, che ha denunciato proprio per spaccio 4 cittadini nigeriani di 55, 45, 36 e 34 anni, tutti residenti nella città del Cima, che non risultavano svolgere alcuna attività lavorativa. Durante le perquisizioni gli agenti hanno recuperato una 40ina di dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione, ingenti quantità di sostanza da taglio, bilancini di precisione, taglierini, forbici e oltre 2.000 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Articolata l'attività di indagine messa in piedi dalla polizia coneglianese con mirati servizi di osservazione, che ha permesso di ricostruire una strutturata rete di commercio illegale di droga, anche con soggetti che avevano l'incarico di fare da palo, monitorando la zona in bicicletta o avvistando eventuali movimenti sospetti dal terrazzo di una palazzina da cui veniva osservata la situazione in strada. L'obiettivo dell'operazione del commissariato, quello di ricostruire la filiera dello spaccio, soprattutto di cocaina, che da tempo interessava la zona, in particolare nei pressi di bar e negozi. Maxi incidente stradale nel pomeriggio, poco prima delle 17, in via Roma, a Casale sul Sile, coinvolti un furgone, 4 auto e una betoniera che per motivi ancora da chiarire da parte della polizia locale intervenuta per i rilievi si sono scontrati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno soccorso gli occupanti dei mezzi, affidati poi ai sanitari del SUEM. 5 le persone ferite trasportate in ospedale per accertamenti. L'inchiesta per la morte della neonata partorita in casa a Borso del Grappa, il video della nascita della piccola non sarà dirimente, secondo il direttore generale dell'US2 Benazzi. A fare chiarezza, dice, sarà solamente l'autopsia. Certamente può aiutare il perito, il CTU, che dovrà fare, ovviamente dare poi lui la risposta al magistrato, questo sicuramente. Comunque quello che andrà a tagliare la cosiddetta testa al toro è chiaramente l'autopsia.
Potrebbe essere utile a chiarire se siano state adottate tecniche, tempistiche o scelte sbagliate durante il parto. Il video della venuta al mondo in casa della neonata di Borso del Grappa, morta poche ore dopo. Ma sarà l'autopsia, secondo il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, a definire con certezza le cause del repentino peggioramento della piccola e del tragico epilogo che ne è seguito. All'esame, che sarà svolto venerdì pomeriggio dalla dottoressa Alessia Viero, medico chirurgo dell'ospedale di Padova specializzato in patologia forense, potranno assistere anche i consulenti nominati dalla difesa delle due ostetriche vicentine di 36 e 40 anni che hanno seguito a domicilio la mamma della neonata e che hanno girato il video consegnato ai carabinieri. Ostetriche che la direzione sanitaria dell'ULSS ha segnalato a procura e ordine professionale di appartenenza. Chiaramente noi da questo punto poi usciamo, giustamente deciderà, come ha detto il magistrato, l'autopsia, e quindi credo che a questo punto dovremo solo attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Giulio Caprarola vede entrambe le ostetriche indagate per omicidio colposo. L'autopsia dovrà chiarire se si sia trattato di errore umano o se la bambina sia morta per una condizione congenita che l'avrebbe colpita anche se fosse venuta alla luce in ospedale, con la differenza che in una struttura sanitaria sarebbero stati presenti professionisti e strumentazioni in grado di soccorrere immediatamente la neonata. Va sfatato, dice Benazzi, l'immaginario di un contesto freddo e impersonale. Oggi una persona viene a partorire come fosse in famiglia, con la differenza che partorisce in un ambiente protetto. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta da studio, la pagina della politica, adesso in attesa di collegarci con i colleghi che seguiranno questa sera l'apertura ufficiale al Palageox di Padova della campagna elettorale del candidato di centrodestra Alberto Stefani. Andiamo alle ultime novità sul fronte appunto regionali, innanzitutto quella che riguarda Gian Antonio Darè, ufficialmente fuori dalle regionali. L'ipotesi che circolava in questi giorni si è concretizzata con la sua esclusione dalla lista Liga Veneta Repubblica, che entrerà nella coalizione di centrodestra senza di lui. Un clamoroso dietrofront dopo che per mesi Darè era stato l'uomo di punta della lista, tanto da aver lanciato la sua stessa candidatura a governatore in caso di corsa solitaria, e poi le cose evidentemente sono andate in tutt'altro modo. Alleanza Verdi-Sinistra con Andrea Zanoni torna invece all'attacco della superstrada pedemontana, depositando una denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale. Intanto ieri sera a Ring il candidato governatore del centro-sinistra è tornato a rilanciare il sistema ferroviario metropolitano regionale. Abbandonato dal Presidente Zaia, non coltivato, ritengo invece che sia un'opera fondamentale da cui debba ripartire il futuro del Veneto. Era stato il suo primo intervento da candidato per il centro-sinistra, quello di puntare sul rilancio del sistema ferroviario metropolitano regionale. Ed ora, a poco più di un mese dal voto, Giovanni Amanildo torna su un punto chiave del suo programma. Lo fa a Ring, annunciando il lavoro di un team che sta stendendo un vero e proprio progetto. Deve unire le città più importanti e i centri più importanti del Veneto, capillare. C'è un gruppo di studio che a cui ho richiesto di fare degli approfondimenti, e sicuramente uno dei punti forti della campagna elettorale sarà la presentazione del nostro piano. Unire la rete del Veneto guadagnandoci in sostenibilità, proprio nelle ore in cui in tema di mobilità l'alleato di coalizione Alleanza Verdi-Sinistra torna all'attacco della regione sulle spese della superstrada pedemontana. Oggi ho depositato un esposto alla Corte dei Conti di Venezia in merito all'aggravio economico causato dalla superstrada pedemontana veneta. Si parla di 50 milioni di euro dello scorso anno e quest'anno saranno probabilmente 70 milioni di euro. Questo significa che le entrate da pedaggio sono poche rispetto ai soldi che dobbiamo dare al privato come canone. Nel mese di agosto si conferma un'entrata di soli 10 milioni di euro. Sono pochissimi rispetto a quello che dobbiamo pagare al privato. Pensate che con il solo buco dell'anno scorso e di quest'anno potevamo assumere 600 medici di medicina generale, oppure potevamo pagare i progetti di 240 sindaci sulla sicurezza stradale, progetti non pagati perché la regione non ha più soldi.
Chiediamo alla Corte dei Conti di valutare questo danno erariale, sono convinto che faranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto Manildo continua la sua campagna elettorale e sorride delle critiche della Lega che in questi giorni ha sventolato lo spettro comunista con l'ingresso di Rifondazione nel campo largo. Falce Manildo c'era anche nel 2013 quando ho fatto le elezioni con Giancarlo Gentilini, anzi c'erano le vignette, ero uno dei padri del comunismo, quindi messi vicino, quindi è un simpatico flashback. Come dire, un attacco che porta fortuna. L'avvocato trevigiano guarda oltre, come quando si parla di baby gang. E se Alberto Stefani ha lanciato proprio a Ring il progetto Servizio Veneto, campus dedicato ai giovani per insegnare rispetto e disciplina, Manildo allarga il concetto. Aumentare le azioni coordinate con la scuola. Cioè ritengo che le baby gang hanno un'età in cui c'è ancora la scuola dell'obbligo e che sia necessario integrare dei processi, dei percorsi per cui si fa una formazione, un'educazione al rispetto molto importante. Tema sociale strettamente legato alla sanità. Manildo ribadisce: annunceremo l'assessore prima del voto e non sarà un politico, perché deve essere fuori dagli interessi di parte. È necessario anche, estremizzo, che sia una figura di richiamo, cioè nota? No, non necessariamente, una figura di una persona che ha fatto qualcosa degno di nota. Cioè è importante che dalle sue azioni... Non è Crisanti, no? Adesso, scusi. È un politico e ho escluso i politici. E se Tony Darè è rimasto fuori dalla competizione, c'è un altro trevigiano in realtà in corsa come presidente, il movimento Resistere, che sostiene la candidatura di Riccardo Szumski, ha raccolto le firme necessarie per partecipare alle regionali di 23 e 24 novembre. Possiamo dire che abbiamo raccolto tutte le firme, finalmente. Il movimento Resistere, che sostiene la candidatura di Riccardo Szumski a presidente della Regione Veneto, ha raggiunto l'obiettivo necessario per poter partecipare alla tornata elettorale del 23 e 24 novembre prossimi, raccolte quasi 16.000 firme. C'è stato veramente un percorso complicato, perché non bastava solo raccogliere le firme, non bastava solo avere qualcuno che le certifica, ma dovevamo anche certificarle in comune. Però anche questo siamo riusciti, veramente i volontari sono stati tantissimi, ecco veramente dobbiamo precisare questo perché tutti sono volontari. Siamo noi il vero cambiamento, spiega Iuri, che vede nel movimento Resistere una risposta alla disaffezione degli elettori verso la politica. Noi speriamo che anche qualcun altro possa entrare, perché noi penso che siamo veramente un movimento che è l'unico che ha dimostrato con i fatti di fare le cose. Sanità, economia e sicurezza, i temi al centro del programma elettorale, con Iuri che agli elettori fa una sua promessa personale. Io personalmente prometto solo una cosa: se entro 2 anni, se entro dentro e non riesco a fare ciò che ho detto, io faccio un passo indietro e continuo a fare ciò che ho sempre fatto. E allora dovremo essere collegati in diretta col Palageox di Padova, dove sta per aprirsi l'appuntamento di avvio ufficiale della campagna elettorale di Alberto Stefani. Ecco il nostro Federico Fusetti che è sul posto con Cristian Roque Allende. A te Federico, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Siamo all'interno del Teatro Geox di Padova, attesi 2500 leghisti, perché in realtà è l'apertura della campagna elettorale, come recita un cartello luminoso all'ingresso del teatro della Lega, non di tutto il centrodestra, tanto è vero che insomma noi non ne abbiamo visti e in effetti pare che non ci siano esponenti di Fratelli d'Italia o di Forza Italia. Sono attesi sul palco Mario Conte, che parlerà per primo, poi con lui Matteo Salvini, Luca Zaia, chiuderà la serie di interventi Alberto Stefani. Pareva che tutti, questo è un po' un dietro le quinte, parlassero con noi giornalisti prima di salire sul palco, invece uno a uno si sono sfilati. Questo significa, ed è anche quello che ci hanno suggerito in tanti qui, che sarà meglio ascoltare con attenzione invece i loro interventi dal palco, quindi forse è da lì che avremo non dico delle sorprese, ma comunque delle notizie. È l'apertura, dicevo, della campagna della Lega a questo punto, con la candidatura di Alberto Stefani, presidente della regione, e l'atmosfera è quella insomma di attesa, proprio per capire che cosa diranno dal palco. Insomma, lì potrebbe esserci, dicevo, qualche novità. L'avvio è previsto tra pochi minuti, si ritarderà un po', questo è certo, però insomma
l'atmosfera è quella delle grandi serate, almeno per quello che riguarda il popolo leghista. Tante bandiere e tanti anche volti conosciuti. Vi faremo sapere quali sono queste novità. E Cristian Reocaiende. Nelle nostre trasmissioni naturalmente apriremo delle finestre su quello che sta accadendo a Padova e poi ve ne daremo conto naturalmente domani nella nostra prima edizione nei telegiornali. Il ministro dell'istruzione e del merito Valditara in Veneto oggi in visita alle scuole di formazione professionale. A Treviso anche un minuto di silenzio per i 3 carabinieri morti nel Veronese. Un minuto di silenzio sentito, commosso, vista anche la presenza in sala di rappresentanti dell'Arma. È quello voluto per i carabinieri che hanno perso la vita a Casteldazzano, nel Veronese, dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara nella sua tappa trevigiana. Il ministro in visita agli allievi che hanno scelto un percorso tecnologico professionale basato sul modulo 4+2 e che vengono letteralmente contesi dalle aziende, ha annunciato l'impegno del governo a investire per la ricostruzione delle scuole a Gaza, addentrandosi poi nei temi dell'orientamento per i ragazzi. Dalla Marca agli istituti del Bassanese, scuole che danno futuro, le ha definite Valditara, quelle di formazione professionale come l'Irigem. Buongiorno. Permesso. Buongiorno ragazzi. Allora, che fate di bello? Oggi noi abbiamo fatto la cultura della Mesopotamia rispetto a quello che sono state le pratiche estetiche dell'antichità e il loro valore, la valenza sociale. Buongiorno, salve. Spiegare cosa state facendo? Allora, stiamo facendo i ricevolti e questa è la prima lezione. Dopo che la prof ha fatto la spiegazione. La prima acconciatura, sono ragazzi che hanno poco più di un mese di scuola e stanno già muovendo, bravissime. Ho visto realtà molto belle che assicurano un lavoro appagante a tanti nostri giovani. Ho insistito sulla riforma del 4+2 che valorizza tra l'altro anche i percorsi di formazione professionale, che collega scuola e mondo dell'impresa, scuola e mondo del lavoro, e che è destinata a garantire ai nostri giovani opportunità occupazionali in tempi rapidi e particolarmente soddisfacenti. Specializzazioni che oggi mancano e di cui gli imprenditori in cronica carenza di personale sono alla frenetica ricerca a discapito della competitività. Fondamentale l'orientamento, è per questo che ho lanciato un messaggio proprio alle famiglie. Qui le famiglie hanno scelto bene perché hanno saputo capire i talenti dei loro giovani. Noi per parte nostra faremo conoscere alle famiglie dei ragazzi di terza media le richieste del territorio, le richieste del mondo imprenditoriale e quindi anche quei percorsi che siano più coerenti con i talenti di ogni giovane. Dalla scuola alla sanità, inaugurata al reparto di medicina nucleare del Cafoncello di Treviso, una nuova TAC di ultima generazione, il 4º esemplare in tutta Italia. Possiamo iniettare ai nostri pazienti delle dosi di radioattività bassissime, molto più basse, circa la metà di quello che davamo prima, in questo centro che già era un centro piuttosto avanzato per il rispetto della radioprotezione del paziente. Un'iniezione di radiofarmaci ridotta fino al 50%. È solo uno dei numerosi vantaggi della nuova apparecchiatura Aspect TC inaugurata all'ospedale Cafoncello di Treviso nel reparto di medicina nucleare. Un macchinario dal valore di 1.536.000 euro che permette di fotografare gli organi in 3D dopo la somministrazione di un radiofarmaco. In Italia ce ne sono soltanto altri 3. Il tempo di acquisizione, il tempo in cui devono fare l'esame è molto più basso, per cui hanno un maggior comfort i pazienti, soprattutto pensiamo dei pazienti anziani oppure dei pazienti che abbiano delle patologie per cui è molto difficile mantenere una posizione. Anche l'attesa durante l'esame diventa più confortevole grazie alla struttura ergonomica e alla tecnologia avanzata. L'apparecchiatura rispetto alla tecnologia convenzionale è dotata, come potete vedere, di questi
12 rilevatori, questi rotondeggianti che vedete che escono e si avvicinano al corpo del paziente. Sono tutti indipendenti, quindi a seconda di com'è la forma del soggetto si avvicinano in maniera diversa. Ma tra i punti di forza c'è soprattutto la grande precisione diagnostica. Inoltre il vantaggio che diamo ai pazienti sicuramente è di poter vedere delle lesioni molto più piccole di prima, quindi fare una diagnosi molto precoce rispetto a quello che facevamo prima, essere molto più accurati per i nostri colleghi clinici, quindi dire esattamente cosa vediamo, dove lo vediamo. Un passo avanti nello sviluppo della medicina e della sanità veneta, che guarda sempre più all'innovazione. Andiamo ora alle notizie dal Bellunese. Partiamo dal nuovo maxi sequestro di infiorescenze di cannabis e un arresto venerdì scorso a Longarone. A farne le spese un imprenditore agricolo di 35 anni che si difende dalle accuse di detenzione, coltivazione e vendita di sostanza stupefacente. Un campo da 2000 metri quadrati, 46 kg di infiorescenze di canapa e un imprenditore agricolo arrestato il giorno successivo rimesso in libertà con decreto del PM di Belluno. È accaduto venerdì scorso a Longarone, dove la squadra mobile di Belluno è intervenuta per dare seguito all'articolo 18 del decreto sicurezza entrato in vigore lo scorso aprile. Da allora la cosiddetta cannabis light è considerata sostanza stupefacente. Enrico Follador, 35 anni, imprenditore agricolo da Otto, che a Provagna ha il suo campo e a Longarone un punto vendita di abbigliamento, prodotti per la cura personale e infiorescenze, con il suo legale Lorenzo Simonetti di Roma, si dichiara estraneo ai reati contestati di detenzione, coltivazione e vendita di sostanza stupefacente. Non sono Pablo Escobar, ci dice, mentre ci parla del suo lavoro, delle tasse pagate, della contabilità in ordine. Io l'unica cosa che posso dire è che per me è stata un'esperienza traumatica, perché ho aperto questa azienda nel 2017. Venerdì stavo preparando la festa nel mio paese per il mio compleanno e sono arrivati la polizia antidroga di Belluno, li ho accompagnati in casa, nell'azienda, hanno visto tutto e mi hanno sequestrato tutto il materiale in loco, quindi qui non mi hanno portato via niente in attesa di analisi, e anche nel campo, stesso discorso, mi hanno messo i sigilli sul campo, quindi io mi trovo in difficoltà perché ho le piante pronte per il raccolto e il campo bloccato. Venerdì scorso Follador ha accompagnato gli agenti della mobile nel suo appezzamento di terreno e a loro ha consegnato tutta la documentazione che attesta la produzione di cannabis light, ed è certo che anche le analisi di laboratorio non lo smentiranno. Si ridimensiona anche il precedente segnalato dalle forze di polizia. L'unico episodio che ho avuto è stato nel 2008 o 2009 al massimo, dove sono stato sorpreso a fumare uno spinello con una mia amica, nient'altro. Al suo fianco l'avvocato Simonetti, che di recente si è occupato di un analogo caso a Pedavena. Così come nel caso di 2 settimane fa, sempre innanzi al Tribunale di Belluno, anche in questo caso ho ottenuto la revoca della misura cautelare e la non applicabilità nel secondo caso, in quanto il nodo processuale fondamentale è quello dell'accertamento dell'efficacia drogante, che in entrambi i casi non c'è stato, e che anche qualora vi fosse stato è fondamentale capire quali siano i parametri per arrivare a predicare l'efficacia drogante di un prodotto agricolo. L'ennesimo sequestro di infiorescenze di canapa nel Bellunese riaccende la tensione nel settore agricolo. Secondo le stime regionali, in Veneto ci sono oltre 100 aziende attive nella produzione di infiorescenze o nella filiera del CBD che rischiano di vedersi penalizzate. E anche nel Bellunese l'aria per chi lavora nel settore si fa pesante. Con questo nuovo provvedimento si vanno a vietare quelle condotte che comunque non sono considerate le normali condotte del nostro settore, ma è la semplice possibilità astratta che dalla canapa si possono ottenere sostanze stupefacenti, e quindi loro dicono le sostanze come fiori, oli e resine sono sottoposte a queste verifiche, ma verifiche che a seguito di analisi tossicologiche si devono tradurre in una soluzione con restituzione dei prodotti.
Caso smart working negato a una dipendente di SEAM, Servizi Ampezzo di Cortina. Il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno ha accolto la difesa della società pubblica che aveva evidenziato come fosse stato impossibile garantire alla dipendente, madre di 2 figli minori, di accedere al lavoro telematico vista l'imminenza dei Giochi Olimpici invernali e il ruolo della donna unica addetta alle pubbliche relazioni e al marketing. La nota di SEAM è durissima nei confronti della lavoratrice ed è stata subito stigmatizzata dal difensore della donna, l'avvocato Ivan Borsato del Foro di Belluno, che ha già scelto per l'impugnazione del provvedimento, dato che l'ordinanza del giudice del lavoro è soltanto il primo sommario pronunciamento sul fatto. Non si è affatto giunti, come pretenderebbe la parte datoriale, afferma l'avvocato Borsato, all'epilogo della vicenda, visto che il contenuto del provvedimento lascia abbondantemente spazio al reclamo al Tribunale in composizione collegiale. Così l'avvocato. Agordo adesso, ancora insoluta la questione Follador De Rossi. Dopo le manifestazioni di docenti, genitori e famiglie, nulla è cambiato. Rimane alta la tensione attorno al Follador di Agordo. I ragazzi sono in classe, ma i problemi sono irrisolti e i sindacati hanno rilasciato un comunicato congiunto per prendere una posizione dura e netta nei confronti di come la dirigente scolastica gestisce, per quello che è in suo potere di fare, lo storico Istituto Superiore Minerario, che oggi si occupa anche di turismo, formazione alberghiera, chimica, biotecnologie, formazione sportiva e molto altro. Per noi sindacati il punto della situazione è tragico, nel senso che abbiamo avuto una contrattazione il 29 settembre dove la dirigente ha abbandonato il tavolo quando abbiamo chiesto l'informativa su come era organizzata la scuola e non ci è data nessuna risposta. Con la dirigente abbiamo tentato varie volte come sindacati, ma anche i genitori, ma anche i docenti, di uscirne e credo che purtroppo l'incompatibilità ambientale che abbiamo già segnalato al direttore dell'ufficio scolastico regionale ci porterebbe a far sì che si sposti, che sia spostata in altro ruolo. La crisi è stata determinata da molte ragioni, da rapporti interpersonali difficili, da mancanza di comunicazione, mentre a fare da detonatore è stato il cambio degli orari con le lezioni riportate a 60 minuti e un conseguente stravolgimento di ingressi, uscite, rientri, orari dei mezzi pubblici. Risposte dall'alto, a quanto pare, non ne arrivano. E quindi rinnoviamo la richiesta che ci pensino, perché si sta creando un clima di fortissima tensione, disagio, che aumenta ogni giorno con problematiche sempre nuove, dove ci sembra di vedere che proprio la dirigente è in difficoltà, anche per lei stessa, perché credo che vivere in un contesto del genere non sia semplice. Sono frate Roberto Rizzato e Leonardo D'Inca a essersi aggiudicati il conferimento del premio San Martino 2025, la massima onorificenza del comune di Belluno. Fra Rizzato, 57 anni, vicentino d'origine e bellunese d'adozione, è stato segnalato per la sua opera meritoria a favore dei più fragili e in particolar modo di un giovane affetto da grave disabilità che dal 2023, anno della morte della madre del ragazzo, il frate cappuccino accudisce a tempo pieno. Nella sezione giovane il premio è stato attribuito a Leonardo D'Inca, 16 anni, studente del liceo sportivo, che si è distinto con impegno, determinazione e risultati nello sci alpino. Leonardo D'Inca era stato già indicato 2 anni fa dalla conferenza dei capigruppo, ma la pubblicazione del suo nome in anticipo rispetto al rigido regolamento aveva inficiato il conferimento del premio. La cerimonia di consegna si terrà il giorno di San Martino, l'11 novembre, al Teatro Comunale di Belluno. Era l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, come sempre adesso le previsioni del tempo. A voi tutti una buona serata, arrivederci.